Benvenuti e bentrovati a questo appuntamento quotidiano delle 18. Benvenuti a Pomeriggio Special. Buon martedì 24 di novembre a tutti voi, grazie per essere collegati. Noi continuiamo a camminare velocemente e soprattutto continuiamo a parlare di eccellenze siciliane. Abbiamo voluto dedicare queste ultime 2 settimane alle eccellenze artistiche siciliane, coloro che ci rappresentano non solo in Sicilia e in Italia ma anche nel mondo. E devo dire che oggi è pomeriggio special ed è anche ospite special, perché come abbiamo già anticipato questa mattina nel nostro appuntamento quotidiano in Io Compro Siciliano Live delle 12, avevamo già detto che oggi con noi il grandioso Salvo La Rosa. Lui ci rappresenta per la sua preparazione, per la sua solarità, per la sua allegria. Insomma, ci sarà questa mezz'ora di racconto per parlare non solo dei suoi tanti anni sul palcoscenico, ma anche, perché no, per come affrontare questo periodo, con quale chiave di lettura. Insomma, prima di chiamare lui con noi, mi piacerebbe iniziare nel nostro consueto modo. Grazie, 260.688 volte grazie. Grazie sempre, grazie ancora. Proprio oggi, devo dire, è arrivata ufficialmente una comunicazione che ci riempie tanto di gioia e soprattutto di orgoglio, perché oltre a, sapete, si è parlato di Io Compro Siciliano su Millionaire, si è parlato di Io Compro Siciliano su Milano Finanza, sapete che siamo stati inseriti anche all'interno di un corso di studio all'interno della Bocconi come startup, come società innovativa legata alla comunicazione, ed ora siamo anche all'Università di Trento. Pensate, ci sono 2 corsi di studio, ci sono 2 gruppi di lavoro, uno proprio è dedicato alla comunicazione ed è legato proprio alla nostra realtà, che è quella di Io Compro Siciliano. Ancora la notizia ufficiale che giorno 1 di dicembre saremo anche all'Università di Messina e terremo noi una lezione proprio per raccontare quello che è l'inizio di Io Compro Siciliano. Identità, qualità, provenienza. Noi siamo pronti per chiamare insieme a noi l'unico, grande, il solo Salvo La Rosa. Addirittura, buonasera, buonasera. Ciao. Ciao Catiusco, io che sono abituato a presentare, devo dire che mi emoziono quando mi sento presentato, no? Quando mi arriva una presentazione. Grazie, io so che tu sei molto brava, abbiamo lavorato insieme, quindi grazie con tutto Ciao cuore, come sempre. Salvo, con tutto Con cori, tutto cuore. grandioso. Un abbraccio a te. Guarda, a proposito di 200 e passamila, ormai, come dire, noi abbiamo bisogno delle persone che ci vogliono bene, che ci seguono. Stavamo facendo delle condivisioni affinché anche questa nostra chiacchierata e anche il messaggio di Io Compro Siciliano arrivi a tante persone, insomma, a tanti followers, a tanti amici, chiamiamoli con il loro Sì, nome. ai Eccomi loro dunque. amici. Senti, grande Salvo, io ti volevo ringraziare per aver accettato il nostro invito. Devo dire che noi parliamo di eccellenze siciliane e tu sai quanto i siciliani amino Salvo La Rosa. Amano Salvo La Rosa perché Salvo ci rappresenta. Lo hai sempre fatto attraverso la tua conduzione, lo hai sempre fatto attraverso, tu sei tra l'altro autore televisivo, lo hai sempre fatto anche quando hai collaborato con Mediaset, Rai, Pippo Baudo, Milly Carlucci, Pino Caruso, insomma sei sempre rimasto tu, il ragazzo catanese siciliano che con entusiasmo porta tutte le nostre sfaccettature, anche quando sali sul palcoscenico col tuo ormai compagno da veramente tantissimi anni, Litterio. Raccontaci un po'. Ma guarda, io credo di essere sempre me stesso, di esserlo sempre stato, cioè non c'è un Salvo La Rosa che vive
con la propria famiglia, che sta nella sua cucina, come vedi, ormai è diventata famosa dai tempi del primo lockdown, che sta con i propri genitori, con i propri figli, con i propri amici, e un Salvo La Rosa che poi si sdoppia e va sul palco. Diciamo che siamo la stessa persona, interpretiamo chiaramente delle parti diverse, però io credo di rimanere sempre me stesso, che poi è la cosa più importante per chi fa il nostro mestiere, anche perché quello schermo fa passare quello che sei, e tu lo sai bene, quindi la gente è intelligente, il pubblico è furbo, ti dà tanto ma vuole ricevere da te tantissimo, cioè vuole ricevere tanta simpatia, tanta onestà e verità. E quindi io credo che in questi 40 anni, perché sono 40 anni, io il primo articolo sul giornale La Sicilia l'ho pubblicato il 25 gennaio 1980, sono preparatissima. Bravissima. Avevo 16 anni e 4 mesi, essendo nato ad agosto del 63, questo è noto, e alla Sicilia cominciavo a collaborare, giovanissimo, andavo ancora a scuola, frequentavo il liceo classico ai Salesiani di Cibali a Catania. L'anno dopo sono entrato ad Antenna Sicilia, quindi sono veramente 40 anni pieni, 40 anni e mezzo che faccio questo mestiere, perché era quello che da bambino, da ragazzino sognavo di fare. Quindi io sono, come dice Giovanotti, un ragazzo fortunato, o un ex ragazzo fortunato, nel senso che no, mi hanno regalato il sogno che io avevo da bambino, cioè quello di fare il comunicatore, il giornalista, il presentatore. E quindi sono veramente Senti contento. Salvo, Sì. ma come è accaduto questo passaggio dalla scrittura, cioè da giornalista a conduttore? C'è stato un evento, c'è stata un'occasione, c'è stata qualcosa nello specifico che è accaduto? No, guarda, io diciamo che ho sempre voluto fare, appunto, ho detto prima, il comunicatore, cioè Sì. mi è sempre piaciuto scrivere, parlare, comunicare, stare in mezzo alla gente, ho sempre amato lo spettacolo, sin da quando da bambino mia madre mi lasciava il sabato sera a casa della sua sorella più anziana, che era la zia Rosetta, che Dio l'abbia in gloria perché mi manca da morire. Io passavo il sabato sera a casa di zia Rosa e di zio Pasqualino, che era suo marito, e loro vedevano gli show bellissimi del sabato sera, quelli meravigliosi di Pippo Baudo, di Corrado, quelli della Carrà, e io li guardavo, come dire, entusiasta, e già cominciavo ad assorbire da questi personaggi e da questo modo di fare spettacolo tutto quello che poi mi sarebbe servito dopo. Per cui ho sempre amato fare questo, e quindi ho cominciato con la carta stampata perché ho avuto l'opportunità, ecco, di cominciare a collaborare col giornale La Sicilia. Allora feci un'audizione, adesso si chiama un'intervista, con Candido Cannavò, il grandissimo Candido Cannavò, poi passato alla Gazzetta dello Sport, sicuramente uno dei giornalisti sportivi e non più importanti d'Italia, catanese, siciliano come noi. Ma io volevo arrivare ad Antenna, volevo fare la televisione, poi appunto la Sicilia aveva un emittente che era ed è Antenna Sicilia, l'allora capo di Antenna Sicilia, Domenico Tempio, mi diede la possibilità di provare e non mi sono mai più fermato. Poi Antenna Sicilia, Video Mediterraneo, adesso faccio il direttore artistico di TGS e di RTP, televisioni del gruppo editoriale SES, Gazzetta del Sud, Giornale di Sicilia, ci sono anche due belle radio, RGS e Antenna dello Stretto, e nel frattempo ho avuto anche, come hai detto bene, qualche collaborazione nazionale fra Rai e Mediaset. Insomma, 40 anni abbondanti, pieni, ricchi, ricchissimi sicuramente. Senti Salvo, ciò che conquista di te è questa tua grande naturalezza. Io devo dire, oltre che da pubblico, perché io sono una tua grandissima fan, una fan sfegatata, ti seguo da sempre. Grazie. Ma poi ho avuto il grande onore di lavorare anche al tuo fianco per alcune occasioni. Allora, ciò che conquista di Salvo è la sua grande generosità sul palco. Salvo riesce a dare spazio realmente a tutti, e lo fa con quella semplicità, quella che stava proprio menzionando poc'anzi. Cioè, io poi sono così, e sono così nella mia cucina, e sono così sul palco, perché è una cosa che passa al pubblico, e devo dirti, questa è una cosa che passa. Addirittura ti sto restituendo un ricordo assolutamente mio personale, e adesso ti dico, la mia mamma oggi, sapendo che avevamo questa intervista insieme, mi ha detto naturalmente: salutami Salvo, e mi ha detto così: ricordagli, quando avete presentato quella famosa sfilata di moda, noi una volta abbiamo presentato un defilé di moda
Eravamo a Castelvetrano, se non Come erro, no? Sulla e scalinata. mia mamma, esatto, sulla scalinata, e Come mia no? mamma ti cucì l'orlo del pantalone. Vero, Hai perfetto. visto? Guarda, Cioè, io ho una dote che il presentatore e anche la presentatrice ovviamente deve sempre avere, cioè la la buona memoria, memoria fotografica nel ricordare i volti e quindi abbinarli ai nomi. E poi la memoria in generale per fare questo mestiere è fondamentale. Mi ricordo quella serata sulla scalinata sulla bellissima, scalinata, bellissima, vicino alla stazione. C'era una stazione esattamente, dove c'era esattamente. l'unico bar lì della zona dove andavamo a prendere il caffè. E mi ricordo che Bellissimo. quell'orlo si scucì Esatto, e mamma ti e cucì arrivò la mamma. subito quell'orlo. Allora, Questo per dire, sì, vai, lo vai, dico, vai, non Salvo. so se mamma ci starà seguendo sicuramente. Assolutamente sì. Come si chiama la mamma? Amalia, Ah, Amalia. che nome impegnativo, bello. Allora, Amalia, ti abbraccio forte con tutto cori e non appena mi capiterà di passare dalle tue parti, mi farà piacere rivederti, non per farti cucire altri orli, ma per un abbraccio, sperando che tutto sia finito. Ecco, una cosa che voglio dire a questo proposito è che tra le cose più belle che ci sono del nostro mestiere ce ne sono alcune che ti emozionano, ed è proprio quando incontri le persone che ti conoscono, che ti vogliono bene e che ti dicono alcune cose chiave. Una: lei, signor La Rosa, mi fa tanta compagnia, e in un periodo di grandi solitudini fare compagnia alla gente credo sia una cosa fondamentale, no? Soprattutto ai più anziani, ma anche ai giovani, a persone che vivono di solitudini varie, e ce ne sono tante. La seconda, ed è una cosa che mi capita purtroppo perché comincio a diventare un po' più grandetto di età, è quella che avviene quando incontro delle ragazze o dei ragazzi sui 40 anni, no? Che mi dicono: sa, signora Rosa, io sono cresciuto con lei perché avevo 10 anni, 8 anni, 7 anni, 12 anni, guardavo la televisione con i miei genitori oppure con i miei nonni, loro si guardavano i suoi programmi e io ho imparato a conoscerla. Ora ho 40 anni, ora ho una figlia, ora ho 2 figli, ora sono un ingegnere nucleare, però mi fa piacere averla avuta sempre al mio fianco ed essere stato con lei. Quindi sono cose veramente molto belle. Quindi la compagnia, il crescere insieme, che poi è anche il ruolo della televisione. La televisione deve fare informazione, deve fare compagnia, è un ruolo importante, tu lo sai bene. Noi abbiamo nelle mani un mezzo che è pericolosissimo, nel senso che può fare tanto bene, e ci auguriamo che lo faccia sempre, ma può essere anche un'arma micidiale, sia la TV che la radio che il web adesso, che ha in qualche modo sostituito o comunque completato, no? Il modo di fare informazione. Quindi un abbraccio da Amalia a tutte le mamme. Grazie, grazie, grazie Salvo. Senti Salvo, ma devo dirti una cosa. Sì. Io ti parlo poi da attrice e dico a Salvo La Rosa, secondo me Salvo è un attore, ma non un attore mancato, secondo me è un attore proprio. Guardate un po' questo contributo video che il nostro regista... Non posso negarlo, dopo chiarisco questa vicenda dell'attore. Contributo. Vediamo Paolo insieme. Gatto, contributo. Vai. Io entro, qua c'era l'ingresso di questa biglietteria, qua c'era tutto il bongone lungo. Io non c'era nessuno. Colpo bello, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. E che? Nudo, manco l'impiegato. Ah, nessuno? Io pensavo che non c'era, pensavo che non ci fosse confusione. Invece nessuno. Ma roba. Lei hai biglietteria. E quella era? Sì. Io, signor La Rosa, non sono entrato perché dico, non si sa mai, dovesse mancare qualche cosa all'improvviso. Bravo. C'era lei là dentro. Bravo, è stato lei. Bravo. No, io mi fermai sulla sogliola preciso dell'ingresso della porta, restai fermo su questo bancone così. Dopo 10 minuti che aspettavo, finalmente arrivavo il primo impiegato dall'altra parte del bancone, entrò da un'altra porta, che ce lo giuro, signor, camminava così. Cioè? Camminava così. Lento, sciolto, dinoccolato, senza premura, senza fretta. Un salone logo. E lo so, si sbrighi perché non so più cosa dire. Con io fermo là, arrivato a un certo punto ci si senta, scusi, questo si gira e mi fa: non mi posso fermare che io premura. Senti Salvo, raccontaci questo incontro, Salvo La Rosa, Enrico Guarnieri.
Allora, quindi chiaramente Salvo il teatro, inutile. Sì, allora guarda, io premetto una cosa importante perché appunto, tornando al discorso della serietà, dell'umiltà e della verità, io devo dire che effettivamente non sono un attore, né voglio dire, mi metto mi do dei meriti che non ho. Io faccio un po' la spalla e comunque interpreto sempre il signor La Rosa. Infatti le avventure sono del signor Litterio e del signor La Rosa. Quindi io faccio proprio il mio lavoro di presentatore, di conduttore, che accoglie quest'uomo buono, perché poi Litterio Scalisi ha successo anche perché interpreta l'uomo buono di paese, però saggio, che fa simpatia, che dice anche le cose giuste, anche se le condisce con degli strafalcioni enormi. E allora io lo accompagno, io lo correggo, io lo intervisto in qualche modo e nasce la coppia, che è nata casualmente. Io facevo già insieme su Antenna Sicilia, aveva già avuto un buon successo, eravamo nel 1998, io ho cominciato nel 94, già erano arrivati i primi comici, Luciano Messina, era arrivato Giuseppe Castiglia, stavano via via arrivando gli altri, Sasa Salvaggio, Toti e Totino, e arrivò questo attore, perché Enrico, non dimentichiamocelo, sostanzialmente e principalmente è un grande attore. Io dico che lui è un grande Litterio perché è un grande attore. Faceva già l'attore in varie compagnie, anche se lavorava come geometra di un cantiere edile. Si inventò questo personaggio che era vero, perché nel suo cantiere c'era questo signor, questo personaggio che non si chiamava Litterio, lo chiamò lui Litterio, che era un po' strano, divertente e simpatico. Io lo conobbi ad un premio, il Polifemo d'Argento, che si faceva a Zafferana. Io presentavo e lui venne premiato come attore emergente. Lui lavorava anche con Iannuzzo, insomma era già un buon attore. Lo conobbi e rimasi, come dire, non folgorato ma ammirato da questo attore molto bravo. Poi ne parlai con Romano Bernardi, il regista straordinario che lavorava con noi ad Antenna Sicilia, e incontrai Enrico. Cominciammo la collaborazione, lui lo sa, se lo ricorda. La prima puntata non andò benissimo perché lui era abituato al teatro, non conosceva il mezzo televisivo e non ebbe una bella reazione, anche se non andò male, ma non fu brillante ed era anche un po', come dire, non dico scoraggiato, però mi disse, sai Salvo, forse non è il caso di continuare. Invece si guarda, invece dobbiamo continuare, perché a me piaceva. Dico, la prossima volta ti sto vicino, cominciamo a dialogare insieme, poi ti lascio. Invece cominciamo a dialogare e non abbiamo mai più finito. Sono 22 anni. Ed è meraviglioso, ed è bellissimo, ed è straordinario. Senti Salvo, c'è qualche messaggio? No, sì, infatti adesso ci fermiamo un attimo. Messaggi, vediamo un attimino qualche messaggio. Sì. Allora, abbiamo Venera, metto gli occhiali. Allora, abbiamo Venera Scardacci. Buonasera a tutti. Ciao Venera, grazie per essere in collegamento. Buonasera. Salvatore Tiziana Calà. Grande Salvo, quindi saluti per te. C'è Lidia Prestana che dice: buonasera a tutti, Salvo, ci hai regalato tante serate di eccellenza. Grazie con tutto cori, grazie a te. C'è Alessia Smile and Food che dice: 40 anni, spesi benissimo, complimenti. Tra l'altro faccio una nota, Salvo, perché Alessia Smile and Food è la nostra ambasciatrice della cucina siciliana. Tutti i sabato alle 12 conduce Io compro siciliano chef, quindi è una grande... La vedrò, grazie. Sì. Abbiamo la nostra caporedattrice Marzia Monreale. Ciao Marzia, dice buonasera. Salvo. Voglio ringraziarla personalmente perché io un poco camurriu su sogno, quindi nel senso che con Marzia abbiamo organizzato questa bella diretta. Marzia è stata straordinaria, ha raccolto il materiale, i filmati, le notizie. Io l'ho assillata un po', mandami la grafica, facciamo le condivisioni, e devo dire che Marzia Monreale è stata straordinaria. Wow, Marzia! Hai visto, Salvo ti fa i complimenti, che dice: un caro saluto al nostro grandissimo ospite, illustre rappresentante della nostra Sicilia, Cututtu Cori, e ti manda il cuoricino. Abbiamo ancora messaggi, abbiamo Biagio Taravello, buonasera, altre eccellenze siciliane fatte uomo, grande Salvo. Amalia Lopinto, buon pomeriggio a voi, siete due eccellenze siciliane, grazie davvero. Abbiamo Roberta Lioto, anche lei fa parte del team di Io compro siciliano. Complimenti con tutto Cori, perché poi
questa cosa è entrata dentro, Salvo, sai, questo Cututucori è entrato dentro di noi. Allora, salutando Giuseppe Giorgianni che leggo adesso e anche il mio... Sì, che è uno dei capi, tra l'altro, eccolo. Grande Salvo. Capo, buonasera. Io così come so essere naturalmente umile e naturalmente vero, riesco a riconoscere anche, come dire, i ruoli, quindi il capo e il capo. Il grande capo, uno dei grandi capi. Adesso poi, alla fine voglio dire una cosa su Io Compro Siciliano. Sì. Saluto anche, lo vedo sul mio telefonino, Clemente Panebianco, che è uno dei nostri tecnici storici della televisione. Uno che Eccolo! Ciao, ciao Clemente. Vedi che ha una telecamera in mano, lavorava con me ad Antenne Sicilia, collabora ancora con me, insomma adesso fa il freelance, bravissimo. Allora, di cosa stavamo parlando? Allora, Salvo, no, stavamo dicendo prima di questa sera. Ah, questa sera, sì, stavamo sicuramente dicendo un'altra cosa, ma ci siamo distratti con i complimenti. Quindi stasera alle 21:40, oggi martedì 24 novembre, ci sarà il ritorno in televisione, la seconda serie di Nuovo Insieme. Ne abbiamo fatta una durante... casualmente il primo lockdown, perché la registrammo a febbraio, a marzo ci hanno chiuso e il 10 marzo cominciava la prima serie ed è andata avanti a marzo, aprile e maggio. Adesso l'abbiamo prevista per il 24 novembre, siamo arrivati a registrarla per tempo entro il 22 ottobre in teatro con pochissime persone, tutte distanziate, con le mascherine, controllate all'ingresso, poi hanno richiuso di nuovo i teatri e saranno 18 puntate, sempre con Enrico Guarneri, col signor Litterio Scalisi, tutte nuove, tutte scritte appositamente da Turi Giordano e Antonello Capodici, con la regia di Natale Zennaro, il signor Litterio, il signor La Rosa e 3 attori straordinari che sono Nadia De Luca, Vincenzo Volo e Rosario Marcamato, quindi dialoghi, scenette, gag e quant'altro ogni martedì, mercoledì e domenica su quella che è la mia emittente principale, che è TGS. Il canale è il 15 del digitale terrestre, c'è anche RTP, canale 517, un'emittente nazionale sul canale 254, streaming gds.it e anche le mie pagine, la pagina Facebook Salvo La Rosa Official, quella del Giornale di Sicilia, quella di TGS. Seguiteci perché, ecco, Katia, in questo momento, Katiuska, in questo momento è così difficile, così complicato, così drammatico, in cui molti di noi hanno avuto lutti, dolori, in cui molti di noi hanno problemi gravi anche dal punto di vista economico, ecco, fare un po' di compagnia, come stai facendo anche tu con i tuoi ospiti, con le pagine Facebook, con la televisione, con la radio, è fondamentale. Noi facciamo ridere e quindi portare un po' di simpatia, un po' di allegria, un po' di serenità credo sia una missione fondamentale, soprattutto ora, ogni martedì, mercoledì e domenica, noi alle 21:40 e poi 23:15 circa ci siamo. Grazie per avermelo fatto dire. E noi saremo lì a seguirti tutti. Ti stavo raccontando, sì. Ecco, mi pesti, Cututucori. Ci tenevo a dirlo, perché Cututucori è diventato casualmente poi un trend topic, come dite voi bravi di queste cose dove io mi affaccio e cerco di navigare a vista, perché poi io non sono digitale di generazione, no? C'è Roberta, capito? Complimenti con tutto cori, quindi esatto, come vedi anche la nostra Roberta. Roberta, tu sei digitale, sei un'esperta, io sono anziano, prestato a queste cose, perché io sono nato con la macchina da scrivere. Tu pensi che quando ad Antenna Sicilia arrivò io me lo ricordo, poi forse no, arrivò il primo fax, cioè immaginare che tu prendevi un foglio di carta scritto a macchina, lo facevi passare da una fessura, no? Questo foglio scorreva, usciva dall'altra parte e arrivava a Messina, a Catania, a Palermo, a Roma, a New York, in Australia. Era una cosa pazzesca, così come ricevere qualcosa. Quindi pensate, io sono figlio dei fax, non dei fiori, dei fax. Quindi adesso immaginare che io ti mando un video, te lo linko, sai che Litterio dice WhatsApp tu, WhatsApp tu, me lo linki tu, te lo linko io, mi collego su Ethernet, è una cosa folle. Allora, Cututucori, quando io andavo
andavo a trovare sempre la mia nonnina e ci andavo tutte le settimane, soprattutto di domenica, alla fine, quando andavo via, era lei che ringraziava me, davanti alla porta di casa. Lei abitava in un basso, a piano terra, vicino a Ferolune, il mercato di Catania. Lei mi diceva: "O nipote, ti ringrazio che ti arrivudasti rimia", quindi per i non siculi che devono comprare siciliano pure, dico: "Ti ringrazio perché ti sei ricordato di me, un signore ti benedici, Dio ti benedica, ti abbraccio con tutto cori". E quando te lo dice una nonna o una mamma, un genitore, un parente così stretto, vuol dire che lì c'è tutto l'affetto possibile e immaginabile. Quindi adesso che io ricevo una marea di affetto da queste persone meravigliose che mi seguono, mi piace ringraziarle così. Cominciai una volta, casualmente feci un post, hashtag vi abbraccio con tutto cori, è diventato assolutamente un brand. Io adesso è vero, adesso è vero. mi aprirò un negozio, venderò magliette, cappellini, ma guarda, Ci piace. la mascherina ce l'ho di là, però ci sono delle foto la mascherina con tutto cori e vorrebbero che io le vendessi, ma no, insomma, faccio un altro mestiere. Grazie comunque. Senti Salvo, io vorrei rivedere un attimino un altro video che abbiamo come contributo. Chiediamo a Paolo Gatto in regia di mandare ancora questo contributo video di Salvo. In questa palazzina e davanti c'era scritto CAI. Che vuol dire Giuseppe Dopo, Centro Alpino Italiano. Esatto, il club alpino. Ma io non sapevo se fosse altro. Abbiamo entrati e c'era una specie di bancone di legno con un giovanotto messo appoggiato lì, di chi deve capare casa nulla. Matelico. Io trasicai a Matisi, io con tutti e due a Matisi. Io duccai, ma va restato un da testa. Come te dici, scusa, giovanotto, cai un caffè? No, la prego, no. Mi disse no. Ci se cai un tè? No, non ci posso credere. Disse no. Ci se cai una Coca-Cola? Dice no. Ci sta allora che minchia ci scrive cai che non cai niente. Ma appunto, perché cai non vuol dire c'hai, vuol dire club alpino italiano. Eccola! Guardate lì! La mia meravigliosa moglie, ascoltando la nostra diretta, mi ha portato... Ecco, questa è una mascherina che ho fatto fare per rendere la cosa un po' più simpatica, visto che è una tragedia, è una grande emergenza mondiale, visto che bisogna stare molto attenti e indossare sempre la mascherina. Ne ho fatta fare 3 per l'esattezza, con tutto corretto, anche se adesso devo dirvi che uso la FFP2 perché la situazione è sempre più difficile, più complicata, quindi bisogna coprirsi quanto più possibile, e quindi con tutto cori ho fatto anche delle mascherine, delle magliette, vabbè, la levo così parliamo meglio. Senti Salvo, siamo quasi arrivati a chiusura. Tu hai parlato dell'importanza di portare entusiasmo, di portare l'energia, di portare il sorriso, la compagnia a chi magari è solo, ma non solo, a chi magari vive delle condizioni un po' particolari, difficili. Insomma, la verità è che Salvo La Rosa è un grande ambasciatore non solo della Sicilia, ma è anche un grande ambasciatore del sorriso, e proprio per questo mi piacerebbe far vedere questa fotografia. Vediamo se la regia mi mette ok. Abbiamo questa fotografia di Salvo insieme a Sandro Vergato, che proprio oggi alle 12 è stato nostro ospite, lo salutiamo, e avete praticamente in mano il Gogol. Sì, intanto saluto Sandro, non ho visto oggi la vostra diretta in diretta, ma l'ho vista dopo perché stamattina stavamo finendo appunto di montare le puntate che cominciano stasera di nuovo insieme, però poi ho visto un po' di registrazione della vostra chiacchierata molto bella. Sandro è un attore straordinario, un mio amico, un ambasciatore del sorriso, come tanti comici che io ho avuto il piacere e l'onore di avere accanto e che ho ancora il piacere e l'onore di avere accanto nelle mie trasmissioni, nelle mie serate o anche nelle mie chiacchierate amichevoli.
E qualche tempo fa Mauro Todaro, che sta intervenendo c'è un adesso, messaggio proprio di Mauro Todaro, grande Salvo La Rosa, fantastico ambasciatore del sorriso. Grazie a Mauro Todaro, che distribuisce anche lui allegria e positività attraverso questi piccoli pupazzetti, no? questi simboli bellissimi che sono appunto il simbolo del sorriso. Grazie a Mauro per averlo dato anche a me e anche soprattutto a Sandro, che poi fa di mestiere il comico, ma insomma io con i comici ci lavoro, e anche quando non faccio la Rosa e l'Itterio, anche quando non faccio Di nuovo insieme, anche quando non faccio un programma divertente, comunque in ogni caso cerco di fare informazione in maniera veritiera e onesta, ma anche in maniera leggera. Io l'ho sempre fatto, anche quando facevo proprio il telegiornale, anche quando conducevo trasmissioni, lo faccio ancora, di informazione. Anche le cose più drammatiche puoi dirle con verità, con onestà, ma in maniera più leggera, in maniera più diretta, in maniera più colloquiale, come se la raccontassi. Ecco, una cosa che mi disse Candido Cannavò, una cosa che mi dice sempre Pippo Baudo, per esempio, è innanzitutto Pippo mi dice: preparati su tutto, anche se devi parlare del tuo giocattolo preferito da bambino, che è una cosa semplice, preparati, cerca di sapere come funziona, chi lo ha costruito, oppure se hai qualcuno davanti, come stai facendo tu, per un'intervista, sappi non solo come si chiama, ma cosa fa, dove è nato, e tutto quello che puoi sapere e che ti può essere utile durante la conversazione. Quindi sicuramente una grande preparazione, ma poi anche una grande semplicità. Ecco, raccontala ad un amico, anche una cosa importantissima, anche una cosa clamorosa, fa in modo che possa arrivare a tutti, a quelli più colti, a quelli meno colti, a quelli più semplici, a quelli più anziani. Per esempio, nei primissimi tempi io ero un po' come Mentana, un po' mitraglietta, no? Un giorno incontrai una signora meravigliosa che mi disse: figlio mio, tu sei troppo bravo, tu sei troppo simpatico, tu hai una bella faccia, tu mi fai magari ridere, ma quando leggi il telegiornale io non ce la faccio a capirti, non ti sento perché sei troppo veloce. Guarda che quella cosa lì fu clamorosa. È servita. Mi aprì un mondo. Io da allora cerco di parlare spedito, di parlare in maniera allegra e divertente, ma quando mi accorgo di arrivare ai limiti di velocità, come giusto che sia, rallento. E questo è importante. Lasciami dire una cosa, poi ovviamente guida tu. Sono contento di questo invito di Io Compro Siciliano, non solo perché ho avuto il piacere di rincontrare te e di lavorare ancora con te, sia pure questa volta da ospite, e ci sto benissimo, anche se poi preferisco sempre o condurre o co-condurre, lo faremo presto. Poi prestissimo. Sono contento perché parlo ad un brand, quindi ad un'operazione, quindi questa volta un sito, una pagina che si chiama Io Compro Siciliano. Chi mi segue, e quindi molti lo fanno da tempo, sa che io dall'inizio ho sempre detto: in qualsiasi forma, o in TV o in radio o negli spettacoli, comprate prodotti siciliani, aiutiamo la nostra industria, il nostro artigianato, la nostra pesca, il nostro turismo. E quindi mi fa piacere essere ospite di una pagina, di un'attività, di un'azienda, insomma di un brand che ovviamente dice: comprate siciliano, parla al ventre, al cuore della nostra Sicilia. Facciamolo, noi abbiamo 1000 problemi. Soffriamo di 1000 ritardi, siamo anche un po' dei vittimisti, e questo non dobbiamo farlo più. Dobbiamo reagire e aiutarci a vicenda, così come quando mi dicono: tu sei catanese, io sono siciliano, poi io sono nato a Catania, vivo a Catania, amo questa città e ho tutti i miei affetti qui, però sono siciliano, e infatti dovunque io vada, a Ragusa, ad Agrigento, a Caltanissetta, ad Enna, a Messina, a Trapani, a Palermo, insomma ad Enna, nelle 9 province, trovo sempre affetto, trovo sempre gioia, perché è questa la nostra terra, questo triangolino meraviglioso che ha subito tanti torti, che ha subito tanti danni, che soffre di molti ritardi e che adesso si affida a noi per riemergere. Quindi complimenti per quello che fate. Grazie. E io diciamo che da sempre l'ho fatto nel mio piccolo, con i miei mezzi, e continueremo sempre a farlo. E quando noi diciamo che Salvo La Rosa è eccellenza siciliana è proprio per questo. Tu sei riuscito in un paio di minuti, Salvo, a dare l'essenza
di quello che è il messaggio di Io compro siciliano, che è proprio quello che dicevi tu, è quello di unire, è quello di non mollare. Penso che per la prima volta, sai cosa sia accaduto, Salvo? La magia, e noi l'abbiamo vissuto sin dai primi giorni. Noi abbiamo formato questo meraviglioso popolo, iniziato a formare questo meraviglioso popolo giorno 8 di aprile. E già dopo una settimana eravamo circa 50.000, ci siamo resi conto subito che stava accadendo qualche cosa. E sai che cosa è accaduto, Salvo? Che abbiamo preso coscienza che forse insieme si arriva più forti, insieme si arriva prima, insieme si arriva meglio, e forse non è vero. Guarda, che... Sì. Non lo dire a me che ho fatto per 21 anni un programma che si chiamava Insieme e adesso il mio nuovo programma si chiama Di nuovo Insieme, quindi sono perfettamente d'accordo con te. Esatto. Scusami se ti ho interrotto. No, e quindi questo penso che sia accaduto, la vera magia è questa. Noi, va bene, ringraziamo, abbiamo un messaggio, leggiamo gli ultimi 2 messaggi e andiamo in chiusura. C'è Stefania Caccamo che dice: complimenti a Salvo La Rosa, eccellenza siciliana. Lo vedo già presentare un format insieme a Katiuska per Io compro siciliano. Il format potrebbe essere Tutto Cori. Guarda, io ho fatto l'anno scorso una trasmissione sul web che si chiamava Meraviglioso cu Tuttu Cori, dal titolo di un programma che ho fatto per 3 anni, appunto meraviglioso. Quindi sì, questo hashtag cu Tuttu Cori è sicuramente un brand. Lavorare con te è sempre stata una gioia. Abbiamo fatto non solo quella serata a Castelvetrano, ma anche un'altra bellissima serata di solidarietà al Teatro di Verdura. Al Teatro di Verdura, sì, per Livia Ollus, sì, la figlia di Angelo Morello, di Roberta, che è scomparsa qualche tempo fa. Questi 2 genitori meravigliosi. Poi il cuore dei siciliani, ma il cuore dei genitori, il cuore della gente per bene batte sempre forte. Hanno perduto una figlia e hanno trovato la fede e il modo per far vivere questa ragazza sempre, cioè facendo del bene nel suo nome, il nome suo. E io ho presentato per 5 anni di fila quello spettacolo. In un'occasione al Teatro di Verdura ho avuto al mio fianco Katiuska. A proposito, mi scrivono, lo leggeremo forse tra un po', gli amici e le amiche di A Casa di Nina, che io ancora non conosco bene, mi hanno scritto su Messenger, credo che sia è un'associazione che si occupa di assistenza degli anziani, ma non solo, comunque di persone, e coloro li chiamano fratelli e sorelle speciali. Un abbraccio io li saluto anch'io, Fabio, il dottore che si dedica proprio insieme, quindi saluto tutti. Tra l'altro, Salvo, devo dirti che li avremo prestissimo anche ospiti, perché non dobbiamo assolutamente smettere di parlare anche di solidarietà, di importanza per chi ha bisogno, per i malati, e quindi assolutamente una bella cosa. Salvo. Siccome gli amici di A Casa di Nina aspettano un mio video che io registrerò prestissimo, anzi lo faccio adesso, appena finisco mi sarò sul mio, che poi ste dirette Facebook su belle, ma da preparare, da fare a doccia, da fare un shampoo, da mettere, perché poi io lo faccio in cucina, quindi basta una camicia, però va bene. Allora, dicevo, amiche e amici di questa associazione meravigliosa che è A Casa di Nina. Allora, lo rifaccio. Allora, amiche, dai, facciamolo bene. Ecco. Amiche e amici dell'associazione A Casa di Nina, vi mando un abbraccio forte con tutto cori, vi penso e spero di venirvi a trovare presto, non appena questa pandemia sarà terminata e si tornerà alla vita normale, perché voglio abbracciarvi dal vivo, sempre con tutto cori. Quindi da Io compro siciliano e da Salvo La Rosa vi arrivi un abbraccio grandissimo a Casa di Nina. Grazie. Fabio Conigliaro, ho ricordato il nome, dottore Fabio Conigliaro. C'è questo messaggio che è l'altro capo, Salvo, che scrive: Davide Morici. Davide dice: grande Salvo La Rosa, un onore averlo ospite come rappresentante della professionalità Made in Sicily.
Davide, grazie, ci siamo sentiti credo al telefono proprio con Davide quando abbiamo concordato questa intervista, che mi è arrivata anche attraverso il mio amico assessore di Piazza Armerina, Ettore Messina, col quale appunto ho lavorato tante volte anche a Piazza Armerina, posto bellissimo. Pensate quanta bellezza c'è in Sicilia, no? Piazza Armerina, ma Siracusa, Catania, Palermo, Ragusa, Ibla, adesso non voglio dire altri nomi perché farei torto a posti meravigliosi, tutta la Sicilia, ricchezze meravigliose. Quindi quando io dico facciamo turismo dalle nostre parti, per esempio quest'estate sarebbe stato il caso di restare qui, no? Anche per altri motivi, ma poi perché abbiamo tante cose belle, e quindi così come dobbiamo chiamare gli altri qui in Sicilia e farli venire qui, anche noi stessi siciliani riscopriamo quelle bellezze che non conosciamo. Io facendo questo mestiere veramente giro e continuo a girare per tutta la Sicilia, anche per i posti più sperduti, più impensabili, dove trovo cose meravigliose. Ho trovato musei, ho trovato reperti archeologici, chiese, monumenti meravigliosi, anche in posti inimmaginabili. Per cui valorizziamola questa terra. Davide, grazie, è un piacere, un onore, e quindi speriamo anche di poter collaborare. Ma io compro siciliano, già mi piace per il solo titolo, no? Quindi facciamolo, soprattutto poi in questo periodo in cui abbiamo bisogno. Io ho fatto anche uno spot durante il lockdown dicendo, con le arance in mano, le arance siciliane, comprate i nostri prodotti, che sono non solo i migliori, poi sono a chilometro zero, sono vicini, sappiamo da dove arrivano, e quindi aiutiamo le nostre aziende. Grandioso Salvo, c'è questo messaggio proprio a casa di Nina, scrive: un abbraccio speciale da parte di tutti i nostri fratelli e sorelle speciali. Un abbraccio a tutti. Anche da parte mia. Allora, siamo arrivati a chiusura, Salvo. Ci siamo rubati 10 minuti, siamo andati a 40 minuti. Cioè, adesso il mio regista sarà lì, però ne valeva la pena. No, questo non lo so, ditelo voi, però i capi sono intervenuti, quindi usano, cioè non è che non lo stiamo facendo così, sai, ci siamo presi 10 minuti e non sape nudo. Lo sanno tutte le persone, sono veramente tante che ci stanno seguendo, ma lo sanno i capi, e se lo sanno i capi, io sanno quello. A posto. Senti Salvo, andiamo in chiusura. Io volevo ancora una volta ringraziarti per aver accettato questo invito, ringraziare perché hai voluto dare il tuo segno, perché come sempre la tua presenza lascia le impronte, lascia questa grande forza che porti dentro e che la porti sempre all'interno, sia come uomo che come artista. Quindi sono 40 anni meritatissimi di professione brillante, la meriti tutta e noi siamo tanto orgogliosi di Salvo La Rosa. Grazie, guarda, me la rimetto per dire che l'emergenza è ancora in corso, quindi rispettiamo le regole, le distanze, l'igiene, laviamoci le mani, rispettiamo soprattutto le persone più fragili, gli anziani, ma abbiamo visto non solo gli anziani, perché il male purtroppo fa del male a tutti, quindi nessuno escluso, e quindi con tutto cori, a maggior ragione, con una bellissima mascherina che mi levo perché già su mia casa c'hai gli occhiali, non mi sti più niente. Pensate che però si sembra bene magari oscuro, cioè io aspetta, anche con gli occhiali appannati. Salvo, senti, avvicinati. Sì, aspetta. No, nel senso perché a 57 anni io comincio a perdere legge, perché è una cosa professionale, se le cuffie. Senti Salvo, adesso il regista sa che se io con l'ospite non dico una frase magica, lui non manda la sigla di chiusura. E quindi adesso siamo arrivati proprio alla fine. Io ti mando una vasata, grande, grandissima, ti voglio bene, te lo dico a nome di tutto il popolo di Io Compro Siciliano, sei un grande, ma grazie. Salvo La Rosa. Adesso, gentilissimo ospite, lei dovrebbe ripetere con me, io cioè, a parola cioè, me lo imbocchi, va bene, allora sì? io compro siciliano, mi viene facile. Ci piace. E adesso sì. Io ti dico insieme a te cututtu allora io compro siciliano cututtu cori, così ve lo dico bene, guarda, registra questa che così la facciamo bene, così
Poi allora, lo ripeto da 40 anni, ve lo ripeterò sino alla nausea, ve lo ripeterò sempre, io compro siciliano, valorizziamo il prodotto fatto in Sicilia, non made in Sicily, fatto in Sicilia. Ecco, grazie. Con tutto Ti voglio bene, grazie per essere stati con noi, grazie Paolo Gatto, sigla! Ciao Paolo, ciao. Buonasera a tutti, ciao.